È tutto pronto per la prima di stasera della commedia dialettale brillante Basta che sia in validità, portata in scena dall'Associazione Teatrale Ragazzi di Oggi. I 12 attori dell'esilerante commedia non vedono l'ora di esibirsi sul palco del Boccone del Povero della collina San Francesco di Favara e far divertire il numeroso pubblico presente. Il testo in tre atti è stato riadattato da Andrea Fanara e Fabio Ceresi per la regia di Giovanna Crapanzano. Parla di come una coppia di coniugi, Fofò e Rosalia, fanno di tutto per prendere la pensione di invalidità. Evidentemente non mancheranno i regalini a medici. Una commedia sicuramente attualissima, visti i recenti risvolti giudiziari in provincia. Insomma, i ragazzi di oggi assicurano grasse risate. La prevendita è andata alla grande, ci dice Andrea Fanara. Prevediamo il pienone sia per stasera che per la replica di domenica 7 alle ore 20:30 presso il Boccone del Povero. Sono rimasti solo pochissimi biglietti ancora acquistabili presso il botteghino del teatro.